Ho sentito frenare, ho guardato fuori dalla finestra e ho visto questa macchina che stava volare e atterrare sul campo. Una curva maledetta, l'asfalto bagnato, 3 giovani morti, uno gravissimo in ospedale, una donna ferita e viva per miracolo. Bilancio drammatico per l'incidente accaduto intorno alle 21 di ieri sulla strada provinciale 248 Marosticana a Romano di Zelino, all'altezza della curva del Palazzo Storto, la curva della morte per chi vive qui e la conosce bene. In una Ford Focus che viaggia in direzione Mussolente si trovano 4 amici alla guida, uno dei più giovani, la patente in tasca da pochi mesi. Cosa sia accaduto lo stabilirà l'inchiesta. All'altezza della curva maledetta la piccola utilitaria sbanda, finisce contro la Mercedes classe A condotta da una donna avvocato di Castelcucco che sopraggiunge e poi fuori controllo vola oltre il fossato fermandosi capovolta sul terreno. 3 giovani muoiono sul colpo: Amir Mercevski, 19 anni, macedone di San Zenone degli Ezzelini, Hamlet Etemovski, 21 anni, di Mussolente, e Jürgen Hasku, appena 17, albanese di Mussolente, riconosciuto solo questa mattina dai genitori perché senza documenti. Il giovane alla guida, 19 anni, italiano, è in rianimazione a Bassano del Grappa, ma pare sia fuori pericolo. Dimessa dall'ospedale in mattinata la donna. Sull'asfalto i resti di una giovinezza svanita in pochi minuti, un pupazzetto di peluche, alcuni CD. Sul luogo il pellegrinaggio degli amici. Continuano le indagini della Polizia Stradale di Vicenza, che aspetta di poter sentire il ragazzo alla guida, e intanto è tornata per un sopralluogo sul posto della tragedia. Una curva maledetta, lo ripetono i residenti. Non essendo pratici, molto probabilmente hanno imboccato la curva forte. Qua non si può mai contare i morti, perché non si sa quanti chi sia stato fin adesso.